Lisa Tosolini, associata al Movimento Turismo del Vino, l'azienda. La distilleria. Volevo dirlo, Ecco. una distilleria. Allora, qual è la novità che ha sotto l'aspetto dell'accoglienza la vostra azienda? Beh, allora noi da quest'anno abbiamo ristrutturato la casa che apparteneva alla famiglia Tosolini da ormai 60 anni e che era adiacente alla distilleria e abbiamo attrezzata per ospitare sia eventi nostri ma anche volentieri chi volesse per esempio fare una cena con degustazione, visita la distilleria con i suoi amici, mi chiama. Io organizzo tutto, dal catering ai vini e tutto quanto e poi alla fine c'è la degustazione dei nostri distillati. Quanti posti? Ma guarda, da poche persone fino a una trentina noi siamo attrezzati. Poi d'estate abbiamo anche un bello spazio esterno dove eventualmente possono starci anche 50-60 persone. Bene Lisa, una cosa, Movimento Turismo del Vino, siete una distilleria, e come si fa? Beh, la grappa deriva dall'uva, no? Quindi noi siamo direttamente collegati col mondo del vino, per cui ci è sembrato logico che attraverso un percorso che è il vostro, delle cantine vinicole friulane, ci fosse anche la nostra distilleria che fa parte del patrimonio locale, quindi anzi è anche un bel esempio secondo me. È un vanto, potrei dire, è un vanto di avere l'azienda Beppi Tosolini. Lo devo ricordare sempre, 30 e 31 maggio dalle ore 10 alle 18, cantine aperte. Grazie Elisa. Grazie.